Sembrano studenti della scuola alberghiera, si vede dalle scarpe. Ce n'è uno più in carne e lo prendono in giro perché è nato il 31 dicembre in un ristorante e sua madre quel giorno mise a sedere più di 70 persone per il grande veglione e applaudirono tutti lasciando coltelli e forchette quando dalla cucina uscì il dottore. Quando dalla cucina uscì il dottore, tutta gente è nata sotto il segno zodiacale del fornello. Tutta la vita a stretto contatto con i banchi d'acciaio, tutta la vita a stretto contatto con i banchi d'acciaio. E vivono lì, dentro le giacche bianche, a maledire un cliente che manda indietro il piatto. Tagliano e cuciono il cibo dietro le quinte, con le mani che prendono da ceto fine servizio. Farina, pomodori, sedano, cipolla, peperoni, succo di limone, aglio, sale, pepe, quanto basta. Tutta la vita a guardare la gente fare festa, tutta la vita a guardare la gente fare festa. E parlano di donne con in mano il coltello e ridono del tavolo 6 dove è seduto quello che porta a cena la moglie tutti i venerdì e lei torna con qualcun altro di domenica, e lei torna con qualcun altro di domenica. Da qui sembrano studenti della scuola alberghiera, si vede dalle scarpe. Ce n'è uno più in carne e lo prendono in giro perché è nato il 31 dicembre in un ristorante, perché è nato il 31 dicembre in un ristorante. E tutta gente è nata sotto il segno zodiacale del fornello. Tutta la vita a guardare la gente fare festa, tutta la vita a guardare la gente fare festa, tutta la vita a guardare la gente. Grazie.